Possesso canonico domani di Don Calogero Lobello, neoparroco della chiesa Beata Maria Vergine dell'Itria di Favara. Il 32enne sacerdote di origini naresi sarà presentato alla comunità da Don Nino Gulli, delegato dell'Arcivescovo di Agrigento. Per Don Calogero si tratta di un ritorno a Favara, lo stesso infatti aveva già prestato servizio da viceparroco proprio nella chiesa dell'Itria. Nei 2 anni appena trascorsi il giovane parroco ha svolto il suo servizio nella chiesa San Gregorio di Cannatello. L'insediamento ufficiale nella chiesa dell'Itria, la più grande comunità cittadina per numero di fedeli, è previsto per domani con la celebrazione eucaristica delle ore 19. Don Calogero, per lei si tratta di un ritorno a Favara. Con quale spirito intraprende questo nuovo servizio? Certamente con spirito di servizio, nella continuità della tradizione della Chiesa e soprattutto nella continuità della parrocchia, ringraziando coloro che mi hanno preceduto nel servizio pastorale. Mi aspetto di trovare una parrocchia aperta ai cambiamenti, perché il modo di fare parrocchia non può essere quello di 20 anni fa o di 10 anni fa. La società ci impone di rinnovarci anche nello stile, pur essendo fedeli al Vangelo e ai documenti e al Magistero della Chiesa. E questo è quello che io sogno per questa parrocchia dell'Itria, che mi rivede adesso prima come viceparroco, adesso come parroco per questi anni a venire. Ecco, chiedo innanzitutto preghiere alla comunità dei favaresi e anche alla mia comunità particolare, affinché possiamo fare un buon lavoro e iniziare nuovamente a far rivivere questa parte di territorio. Certamente sarà una grande sfida, perché è una parrocchia molto eterogenea in cui ci sono diverse problematiche e in cui la gente è molto diversificata, e l'offerta del Vangelo deve essere certamente portata a tutti, casa per casa. La sfida delle parrocchie grandi e numerose è proprio questa: non è la gente a venire dentro il Tempio, ma è la testimonianza vivente di coloro che vivono una fede più radicata e radicale a portarla per le strade. Domani sera nella messa, nella concelebrazione che ci sarà alle ore 19 all'Itria, ecco, ci sarà il mio possesso canonico, mi presenterà il delegato dell'Arcivescovo Don Nino Gulli, che è l'economo generale diocesano.